Le note dell'inno di Mameli, ci avviciniamo alla palla 2, la stretta di mano tra i due staff tecnici e invece Mitrolong che va da Burns finta il passaggio, poi attacca e poi Caroline arriva e cancella tutto, non è altissimo però qui va in cielo. Mitrolong, pick and roll, viene perso però malamente Burns ancora una volta. Intanto si è ripreso e c'è un tiro di Jordan Caroline sbagliato, si lotta a rimbalzo Cam Reynolds di pura voglia, di pura energia, strappa il pallone e lo trasforma in 2 punti. Ora Mitrolong, gran palla per Michael Cobbins, assist al bacio. Mezzanotte vorrebbe Forright, intanto viene perso Saunders dentro per Jonathan Williams che aveva avuto una mezza idea di schiacciare. Come detto, 2 attacchi non scintillanti, anche merito delle difese, ma non solo merito delle difese, perché qui ad esempio quella di Brescia si apre come il Mar Rosso per Flacca, salva però Conti e rimette nelle mani di Reynolds, ma Mitrolong recupera prima di tutti, va dall'altra parte e segna, subisce il fallo Naz Mitrolong. Li gestisce Flaccadori che vorrebbe attaccare, scarica per Caroline attacca il close out, poi segna un gran canestro. Questo è davvero un numero di pura potenza di Jordan Caroline. Mitrolong vorrebbe attaccare, va per scavalcare Flaccadori, buona difesa però di Trent, dall'altra parte Williams chiude con la schiacciata. Reynolds vorrebbe attaccare in 1 contro 1, si accontenta del tiro da 3 punti, sbaglia ma poi vola Jordan Caroline. Una sorta di ciapanò per le 2 squadre, gran taglio di Petruccelli, azione bellissima della Germani. Petruccelli, arriva il blocco Cobbins, per il blocco Cobbins che poi va via Petruccelli, da 3 punti! JP, John Petruccelli, la bomba! Flaccadore intanto palleggia, arresto, tiro, il gran canestro di Flacca. Vediamo se attacca Williams. Ha un mismatch favorevole, prova da 3 punti, lo fulmina con la bomba, in qualche modo ridà pallone a Flaccadori che prende il tiro da 3 punti, risponde subito a Della Valle di questa partita, insomma volata finale. Reynolds da 3 non ci ha preso mai, ma questa la mette Cameron Reynolds. Ultimi 8 secondi, a questo punto Brescia non può spendere fallo, invece arriva addirittura il canestro di Desonta Bradford, tiene a sé il pallone, la vittoria della Dolomiti Energia Trentino per 78-72 contro la Germania Brescia.